Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, davanti al municipio con il sindaco Francesco Siviero. Sindaco, com'è la situazione di migranti che vengono dall'Ucraina? Sappiamo che c'è una grossissima comunità di signore ucraine che stanno seguendo i nostri anziani. Com'è la situazione a Taglio di Po? Attualmente abbiamo la presenza di 12 adulti e 9 minori. L'età dei minori variano dall'anno di vita ai 16 anni, 2 frequentano le scuole qua a Taglio di Po, mentre gli altri o non riescono a frequentare, ovviamente il bambino di 1 anno non può partecipare alle attività scolastiche, oppure seguono la scuola in DAD dal proprio paese, quindi anche qua un sistema che di fondo sta funzionando nonostante i chilometri di distanza. Ecco, sono stati accolti dalle famiglie tagliolesi? Sì, principalmente sono ospitati presso famiglie di Taglio di Po, famiglie magari di conoscenti o di parenti che lavoravano qua nella nostra comunità. Attualmente gli stiamo fornendo gli aiuti di base, quindi che possono servire come buoni alimentari oppure necessità per quanto riguarda il vestiario o i beni di primo aiuto, diciamo così, anche economici, magari con alcune tesserine, e soprattutto stiamo ricevendo tantissimo aiuto da parte del cosiddetto terzo settore, quindi le associazioni della nostra comunità, come anche da parte di tanti cittadini che aiutano e continuano ad aiutare capendo questa grande emergenza. Abbiamo già avuto contatti con un'associazione del territorio, adesso stiamo costruendo un progetto, a breve riusciremo a darne notizie, insomma a pubblicizzarlo in modo da poter aiutare anche queste persone ad inserirsi, anche se magari per breve tempo, e conoscere appunto la lingua in modo da creare un po' di più quell'unità che è utile che ci sia. Ecco, ha parlato di terzo settore, sappiamo che già qualche camion è partito con dei beni da portare in Ucraina, ce ne sono altri in progetto? Sì, diciamo che l'attività è sempre in continua evoluzione in questo periodo, infatti da domani credo pubblicheremo anche noi, renderemo pubblico l'IBAN dedicato per la raccolta fondi, soprattutto per l'aiuto delle persone che sono qua ospitate, e rifaccio ancora i miei ringraziamenti a tutte quelle persone che ci stanno dando una mano in tantissimi modi, sia come associazioni sia come singoli individui.